Ciao a tutti carissimi, siamo sabato 5 aprile, quasi un mese esatto dall'ultima escursione a causa di 3 weekend consecutivi di pioggia. Torno qui a Giazzera con ancora destinazione Rifugio Lancia, attenzione, questa volta sarà invece la base d'appoggio per l'escursione al Monte Testo. Intanto preparo le cose, ciaspole e tutto perché la neve sarà mollissima viste le temperature di oggi e pronti a partire subito. Bene, bastoncini a portata, ciaspole agganciate e partiamo. Sempre un'ora e mezza come l'altra volta. Intanto prima neve qui sopra, un po' più in alto di un mese fa, dove qui iniziava già e ricordo che dovetti infilare gli ramponcini per ghiaccio. Eccoci qua, entriamo nel vivo dell'Alpe Pozza. Pausa acqua, guardate come fumo la mia schiena. Guardate il livello della neve ancora presente. Sono le 10:10 appena e la neve inizia già a trasformarsi in una poltiglia molliccia. Ecco, come ricorderete, qui a Possa Rionda c'è il primo bivio con le prime indicazioni per il Monte Testo a un'ora, ma la mia intenzione appunto ed è quello che farò sarà arrivare al Rifugio Lancia e dopo farvi vedere l'escursione appunto da Rifugio Lancia al Monte Testo che è proprio di fronte. Ecco, qui sono arrivato al Rifugio Lancia, la mia meta successiva sarà qui davanti. Faccio un attimo una pausa, mangio un pancake e dopo riparto. Già che sono qua, adesso guardo il bivacco qui invernale del Lancia. È bellissimo dentro. Guardate, appunto avevo letto sì, c'erano 4 posti letto, tutti comfort. Vediamo le luci. Che non vedo l'interruttore da nessuna parte. Molto molto bello comunque. Ecco, vedete una volta inforcate le fortissime ciaspole, tra l'altro veramente poco utilizzate quest'inverno purtroppo. Faccio marcia avanti per l'attacco al Monte Testo. Adesso vi lascerò un video qui a coprire il mio volto in cui metto la foto con i dati, cioè lo screenshot appunto dei dati per questa breve escursione, appunto come è scritto nell'app, da Lancia al Monte Testo. Qui vedete Monte Testo, a breve giro di posta dall'indicazione precedente. E ragazzi, veramente un'indicazione ogni 100 metri. Vedete qua interessante il bivio per le località appunto che vi ho fatto vedere prima a Pozza Rionda, 20 minuti. Monte Testo solo 20 minuti da qua. Molto molto bene.
Questo sentiero così a zig zag in mezzo al bosco con tutta questa neve mi ricorda un po' quello per salire il Monte Meatta l'anno scorso. Qui per mezzo del Pieno Mugo ho dovuto fare proprio un bel passaggio. Adesso saliamo di qua. Mamma mia, poca neve qui sopra comunque. Da qui al bivio in poi procederò da solo perché le tracce vanno giù per Bocchetta Foxy. Monte testo 5 minuti. Ecco qua amici, arrivato al Monte Testo. Mamma mia che panorama. Adesso farò 2 passi qui sulla cima, ma neanche tanto perché non è che mi fidi tantissimo, perché è pullula di trincee anche parecchio profonde, quindi non vorrei che la neve avesse creato qualche ponte nascosto. Ho comunque ponderato bene passo passo per salire fin qua, occhiato un po' la morfologia del territorio e infatti non ci sono stati problemi, ma mai abbassare la guardia, come si suol dire. Tanto qui davanti potete ammirare quella che vorrebbe essere una mia meta prossimamente, ossia Reutte, dietro il piccolo Reutte, dopo in successione penso lassù il dente austriaco, il dente italiano e l'ultima in fondo dovrebbe essere quella a poco a sinistra della nuvoletta, dovrebbe essere Cima Palon, uso condizionale perché è d'obbligo.
Bene cari miei, qui appunto con la croce del Monte Testa alle mie spalle. Intanto vi saluto, io riprenderò il percorso di ritorno a breve e intanto metterò il telefono sotto carica come prima cosa. E riprese col drone poche perché in fatalità c'è sempre vento quando tiro fuori il DJI e vabbè, ci stava che comunque siamo in vetta. Niente, parto appunto pian piano perché il percorso con le ciaspole avete visto che è lento e tortuoso e niente, ci vediamo al rifugio Lancia. Guardate che bellezza ragazzi. Eccoci qua arrivati al Lancia, colmo di persone, ma perché comunque è facile arrivare fin qua insomma tutto sommato. Noi per portare a termine questi 200 metri di dislivello positivo e altrettanti in negativo che sono stati velocissimi comunque in discesa con le ciaspole. Sono le 13:35 per tutta l'escursione dalla macchina al testo al ritorno al Lancia a 12.000 passi. Quindi niente, spero che questa escursione vi sia piaciuta. Quindi se avete qualche commento da fare riguardo a questo video scrivete sotto e dopo mi divertirò a rispondere. Qui dall'Alpe Pozza è tutto. Jacopo vi saluta e vi rimanda alla prossima.